Mi sono innamorata del mio capo. Siamo andati a vivere insieme e sono rimasta incinta di Bianca. Che è bellissimo. Però il padre non ne ha mai voluto sapere nulla. E sto parlando di Edoardo Spada. Ma chi? Il mio cliente? Sì, io ero la sua segretaria. Quando Edoardo ha scoperto che ero incinta, ha fatto qualsiasi cosa perché io abortissi. Poi mi ha cacciato e alla fine mi ha licenziato. E tu come hai fatto? Io ho reagito. Ho comprato una casa e ho cresciuto mia figlia nel migliore dei modi possibili. Poi però, con questa crisi, ho perso l'ultimo lavoro precario e ieri mi è scaduta la maxi rata finale del mio mutuo. E sei andata da lui? Speravo in un prestito. Invece mi ha umiliato come al solito. Basta rate, proprio maxi. 25.000 euro? E maxi. Allora, ci voleva nonna per farti giocare, vedi? No, ti dobbiamo... Vedi che gioca? Sì. Mi devo fare vedere. Ti prego. Che è successo? Ci servono immediatamente 25.000 euro. O rischiamo che quella povera ragazza faccia un'altra sciocchezza. Quella poveretta che è quella. E la colpa è tutta di Edoardo Spada, il tuo cliente. Lui. E proprio noi ti diciamo tutto. Tu quanto puoi devolvere? Sganciare, Lola, stiamo facendo una colletta. 500, 1.000 euro al massimo. E che uniti ai nostri 4.000 più i 200 di Gina fanno 5.000 rubli. Sì, ci mancano comunque 19.800 euro. Dovremmo rubarli a Spada. E poi quei soldi neanche gli mancano. Lo sai che si sta sposando con la figlia del re del cinema? Ma come rubare? Cosa state dicendo? Siete impazzite? Che poi non è che sarebbe rubare. No, non diciamo fesserie. Rubare è rubare. Vabbè, proverò io a parlare con Spada. Mamma mia, che dolce che sei. E socializza, sera chiude, io a me devo fare un po' di